Buongiorno da Sicilia 24, i titoli. Scene da Far West a Catania. A San Cristoforo una 32enne spara durante una lite con la famiglia del suo ex, ma colpisce, sfregiandolo in maniera permanente, un ragazzo sullo scooter che passava per caso. Arrestata. Panico nel centro di accoglienza di Racalmuto, nell'Agrigentino. Uomo entra e punta la pistola alla testa ad alcuni migranti. Fermato. A Palermo, a una scuola, arriva un ospite speciale, visita a sorpresa il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella classe dei bimbi stranieri vittime di insulti razzisti. Danni maltempo a Catania, non solo la voragine. Il sindaco Trantino mette in guardia i cittadini da possibili altri crolli sul lungomare. Ad Aci Catena, chiesto lo stato di calamità dopo che una tromba d'aria ha scoperchiato il tetto di una scuola. Paradossi siciliani. In tempo di siccità e malgrado la grave crisi idrica, la diga Trinità a Castelvetrano verrà dismessa. Mancano gli standard di sicurezza. Calcio in Serie B, seconda vittoria consecutiva per il Palermo che al Barbera batte la Juve Stabia 1-0. I rosanero adesso sono quinti in classifica. In Serie C a Picerno il Catania rompe il digiuno contro i Lucani, arriva il primo punto dell'anno solare. Toscano torna a chiedere interventi urgenti di mercato. Bentrovati, la cronaca ci porta a Catania, sparatoria a San Cristoforo, una donna nel tentativo di colpire il familiare del suo ex compagno sfregia un giovane che passando da lì per caso a bordo del suo scooter la donna aveva sparato. Luca Ciliberti. Indagini lunghe, complesse. Riuscire a ricostruire la dinamica della sparatoria è stato difficile anche per le forze dell'ordine. Alla fine, dopo quasi un anno, a Catania gli investigatori hanno arrestato una donna di 32 anni, madre di un bambino di 3 anni, che è finita ai domiciliari per tentato omicidio aggravato dalla premeditazione. La donna in passato affidata ai servizi sociali per un procedimento penale, lo scorso febbraio, in pieno rione San Cristoforo, avrebbe esploso un colpo di pistola contro i familiari del suo ex compagno, ma il proiettile ha ferito al volto, sfregiandolo in maniera permanente, un ragazzo che passava di lì per caso a bordo del suo scooter. Qui siamo in via Zirilli, una piccolissima strada nel cuore di San Cristoforo, teatro di una sparatoria un anno fa. Ad un anno di distanza è stata ricostruita la dinamica di quell'evento. Le indagini sono state avviate dopo che il ragazzo incensurato si è presentato al pronto soccorso dell'ospedale San Marco. La vittima, poi giudicata guaribile in 30 giorni, è viva per miracolo. La forza del proiettile infatti è stata smorzata dal paravento dello scooter. Risalire alla donna non è stato facile. Prima l'analisi delle videocamere della zona, poche, e delle testimonianze dei residenti, ancora meno. No, sappiamo oggi si Vai. Allora te lo dicevo. Completamente, non mi bugia, sinceramente, non mi ricordo completamente. Su TikTok una volta l'abbiamo visto, su TikTok era una pazza che era qua con la pistola, ma su TikTok a me mi sembrava una buffonata, sinceramente. Invece no, mia figlia no, è una pazza. Qua si dice sempre che questo è un quartiere pericoloso, secondo lei questo? Sì, è vero, questo sì. Che c'è tanta delinquenza, sì. In una chat di messaggi, infatti visionata dalla squadra mobile agli atti dell'inchiesta, una persona scrive alla donna: hai preso in faccia un bambino? E lei risponde: a me hanno detto un tunisino, non un bambino, e me l'hanno detto loro, quindi non so se sia vero. Pochi giorni fa l'epilogo con il GIP che ha firmato il provvedimento per gli arresti domiciliari. A Catania un giovane di 18 anni si trova ricoverato al reparto di rianimazione dell'ospedale Garibaldi Inesima di Catania in coma farmacologico dopo essere stato investito da un'automobile in viale Africa mentre attraversava la strada. L'incidente è avvenuto alle 4 del mattino. Ed è stata condannata a 3 anni e 10 mesi di reclusione per omicidio stradale la sessantenne che investì e uccise Maddalena Galeano, una ragazza di 17 anni di Siracusa, nel gennaio del 2023 in via Monti. Condannata con rito abbreviato la conducente dell'auto che aveva travolto la giovane che in sella al suo scooter stava attraversando una rotatoria. Sparatoria in un centro di accoglienza di Racalmuto, nell'Agrigentino. È stato arrestato un 45enne che ha minacciato alcuni migranti con una pistola puntata alla tempia. Davide Sardo. Notte di paura a Racalmuto, nel cuore della Sicilia, in provincia di Agrigento, dove un uomo armato ha fatto irruzione in un bed and breakfast Villa Paradiso, adesso adibito a centro d'accoglienza.
Dante Macaluso, 45 anni, incensurato, ha sparato 2 colpi di pistola in aria, svegliando di soprassalto 27 immigrati originari del Bangladesh, ospiti della struttura in contrada Zaccanello. Si è scatenato il panico. Alcuni degli extracomunitari hanno raccontato ai carabinieri che l'aggressore, in evidente stato di alterazione, forse da alcol, ha anche puntato l'arma alla testa a 3 di loro. I militari, subito intervenuti, hanno rintracciato e arrestato Macaluso nei pressi della sua abitazione. Durante l'interrogatorio l'uomo avrebbe risposto di avere voluto solo intimidire per proteggere la propria moglie, che sarebbe stata oggetto di inopportune attenzioni. Non sono stati diffusi dettagli sull'arma utilizzata, il caso rimane al vaglio degli inquirenti. Visita a sorpresa questa mattina del Presidente della Repubblica. Sergio Mattarella a Palermo si è presentato alla scuola Edmondo di Amicis Leonardo da Vinci. In particolare il Presidente ha incontrato gli alunni della classe multietnica che qualche mese fa è stata oggetto di insulti razzisti. Marco Gullà. Cari ragazzi, preparatevi perché lunedì arriverà a scuola un ospite speciale. È stata questa la comunicazione della dirigente scolastica dell'Istituto De Amicis Da Vinci di Palermo ai suoi studenti. Mai nessuno però si sarebbe aspettato che l'ospite speciale sarebbe stato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La visita a sorpresa del Capo dello Stato è nata per incontrare i bambini che lo scorso novembre furono insultati con frasi razziste. In quell'occasione la quinta elementare della sezione C di questa scuola palermitana, che è una classe multietnica, inscenò uno spettacolo per raccogliere dei fondi davanti alla libreria Feltrinelli, ma molti alunni furono pesantemente insultati da alcuni passanti. È andata molto bene, ha incontrato tutta la comunità scolastica, i bambini e i ragazzi ovviamente felici, per loro è stata una sorpresa, sapevano che sarebbe arrivato un ospite speciale, poi hanno scoperto che era il nostro Presidente della Repubblica, quindi grande emozione. No, l'hanno scoperto questa mattina perché appunto è stata una sorpresa, una gradita sorpresa. I bambini alla visita del Capo dello Stato si sono emozionati. Mattarella si è trattenuto a lungo in classe con loro. Si è soffermato con una classe, ovviamente i tempi della visita erano molto stretti, i bambini hanno potuto confrontarsi con lui. Cosa hanno detto i bambini al Presidente? Hanno chiesto quali erano i suoi sogni, qual era il lavoro che avrebbe voluto fare da bambino, insomma hanno soddisfatto la loro curiosità e si sono potuti confrontare anche con la fatica delle istituzioni e con la responsabilità delle istituzioni. A Catania la voragine in piazza Tricolore provocata dal maltempo e dalla violenta mareggiata ripropone il tema della sicurezza sul lungomare. Serviranno giorni per una mappatura. Il sindaco Trantino dice molti tratti potrebbero essere a rischio. Tonino De Mana. Più che una voragine è un enorme cratere con un diametro che sfiora i 30 metri. Il maltempo di venerdì 17 ha lasciato il segno, ma per buona pace dei superstiziosi non si può certo parlare di sfortuna. Tutt'altro. L'improvviso crollo in piazza del Tricolore, avvenuto per l'erosione e per l'effetto compressione, ha inghiottito il solaio in cemento armato realizzato negli anni 60. L'area era comunque interdetta per un precedente crollo avvenuto nel dicembre 2011, eppure in tanti, nonostante i divieti, passavano su quel solaio. C'è chi ha girato anche un video. Poche ore dopo l'improvviso crollo annunciato da un boato. Ed ora, a parte la messa in sicurezza della zona, sarà necessaria un'attenta ricognizione che dovrà mettere attorno a un tavolo numerosi enti, dal comune al demanio, passando per la protezione civile. Per il sindaco Trantino la priorità è ora la sicurezza. Dobbiamo compiere delle verifiche, dei sondaggi per comprendere se ci sono altre situazioni di pericolo e a quel punto dobbiamo anche definire quale sarà la sorte di quella superficie. Il pensiero corre anche a Piazza Nettuno, perché altre zone del lungomare potrebbero essere in pericolo alla luce di quanto è successo ieri. È naturale che io infatti pensavo di coinvolgere l'ordine dei geologi, perché sono quelli che probabilmente più di tutti mi possono dare le risposte rassicuranti. Noi non possiamo continuare a tenere in vita un qualcosa con il rischio che poi cada. Poi bisognerà capire cosa fare con l'ipotesi di rinaturalizzare, quindi a quel punto cercare di dare sfogo alla condizione naturale. La natura si riprende i suoi spazi ed è giusto che sia così. Intanto la gente immortala il cratere. La natura, prima o poi, si riprende la scena.
E il maltempo ha causato molti danni anche nella zona di Aci Catena, nel catanese. Una tromba d'aria ha devastato il tetto di una scuola e i frammenti in ferro sono volati addirittura a centinaia di metri di distanza. Il sindaco ha fatto richiesta di stato di calamità naturale. Eva Spampinato. Immagini della devastazione dopo la potenza della tromba d'aria che ha colpito il territorio di Aci Catena, spazzando via in pochi secondi il tetto della palestra dell'Istituto Comprensivo Scandurra, nella frazione di Aci San Filippo. Questo è il plesso di via Leonardo Sciascia e le immagini del drone documentano quel che rimane dopo la tormenta di vento e pioggia di 3 giorni fa. Sulla strada dove sono arrivati poi i detriti provenienti dal tetto, per fortuna non passava nessuno, se no avremmo potuto sfiorare la tragedia. Per fortuna l'allerta rossa aveva tenuto le persone a casa, anche se i grossi frammenti di ferro del tetto sono stati sbalzati a parecchi metri di distanza, aggiungendo danni alla devastazione, ma senza vittime o feriti. Ci sono stati questi frammenti del tetto, anche importanti, perché si parla anche di travi di un certo spessore, e sono volate via assieme alla copertura e hanno fatto dei danni alle macchine che erano parcheggiate e hanno fatto anche dei danni nei palazzi di fronte alla scuola. Il sindaco Margherita Ferro ha richiesto lo stato di calamità naturale e mercoledì prossimo gli studenti dello Scandurra potranno rientrare a scuola. E alle Isole Eolie i danni sono stati registrati soprattutto alle strutture portuali. Il sindaco Riccardo Gullo ha chiesto la dichiarazione dello stato di emergenza. Francesco Triolo. 2 giorni dopo il disastro è ancora più evidente. Il maltempo di venerdì e sabato ha messo in ginocchio le Isole Eolie e il sindaco di Lipari, Riccardo Gullo, questa mattina ha effettuato un sopralluogo nelle zone più colpite per rendersi conto di persona dell'entità dei danni provocati in diverse isole. Gullo ha chiesto ufficialmente la dichiarazione dello stato di emergenza a causa delle conseguenze provocate dalle mareggiate. Secondo le prime stime si parla di circa 12 milioni di euro per danni alle strutture pubbliche. A questi bisognerà aggiungere quelli subiti da privati e dalle attività commerciali. Per questo il rischio è che l'emergenza porti ad un costo complessivo tra i 40 e i 50 milioni di euro. I danni maggiori a Lipari, in particolare a Canneto, poi a Vulcano, Stromboli, Filigudi. La ricostruzione è già partita, ma adesso, ha sottolineato il sindaco Gullo, è necessario un impegno delle istituzioni regionali e nazionali per affrontare i problemi strutturali delle isole che si trascinano da decenni. I danni maggiori sono risultati alle strutture portuali e alle vie di collegamento. Ripristinato oggi l'attracco di Punta Scalidi a Lipari, dove approdano navi e aliscafi, mentre Stromboli, dove sono fuori uso entrambi i punti d'approdo degli aliscafi, è stata raggiunta da una corsa speciale in nave ad Alicudi. Un mezzo veloce di Liberty Lines è riuscito ad approdare in testa alla banchina, nella parte adibita alle navi. In tempo di crisi idrica fa veramente scalpore il rischio della possibile dismissione della diga Trinità a Castelvetrano. Per il Ministero mancano gli standard di sicurezza ed è già iniziato il processo di sversamento per abbassare il livello dell'acqua. Schifani sta cercando una soluzione urgente. Roberta Lunghi. Si trova sul tavolo del presidente Schifani la lettera inviata dal Ministero delle Infrastrutture alla Regione e che dispone la messa fuori esercizio della diga Trinità Castelvetrano nel Trapanese attraverso la progressiva riduzione dei livelli dell'acqua. Un paradosso in tempo di crisi idrica. Non si può dismettere una diga, commenta il capo della Protezione Civile a Cocina, raggiunto telefonicamente. È una questione delicata, aggiunge, in questo momento al vaglio per una soluzione del presidente Schifani. Nei giorni di pioggia sono state aperte le paratie, l'acqua è stata sversata perché la diga non è mai stata collaudata e servirebbero costosissimi interventi di manutenzione. Una situazione che si ripete ogni anno, che suscita la reazione degli agricoltori della zona. Il Ministero delle Infrastrutture ha disposto l'ulteriore limitazione dei livelli d'accumulo tra 50 e 54 metri sul livello del mare. Ma esiste un margine di azione, ha dichiarato Cocina. Il Ministero ha lasciato aperta una possibilità di revisione in una
lettera, peraltro inviata anche a Protezione Civile regionale e Prefettura di Trapani, non perentoria, ma subordinata alla progettazione e realizzazione di interventi di sicurezza dell'opera. Il dirigente generale del Dipartimento regionale Acqua e Rifiuti Vallone ha convocato il progettista per trovare una soluzione definitiva che possa superare le prescrizioni antisismiche richieste dal Ministero. Senza azioni concrete, il rischio è quello di compromettere definitivamente un'infrastruttura cruciale per l'economia agricola e zootecnica della Valle del Belice. A Catania è stata smantellata un'organizzazione criminale con disponibilità di armi e con base operativa in una stalla del quartiere Pitanello, specializzata nel furto di veicoli, nelle estorsioni con il metodo di cavallo di ritorno e nella ricettazione dei mezzi. Alcuni indagati sarebbero stati anche coinvolti in un'attività di traffico e detenzione di marijuana, hashish e droghe sintetiche. 8 le persone sottoposte a obbligo di dimora. I provvedimenti scaturiscono dallo stesso procedimento penale che lo scorso 18 dicembre aveva già portato all'esecuzione di 6 reclusioni in carcere e 6 obblighi di dimora nell'ambito dell'operazione denominata Villa Glori. Adesso una breve pausa, ci vediamo tra poco. Code di automezzi lunghe oltre 10 chilometri questa mattina sulla tangenziale di Catania in direzione Siracusa. Intorno alle 6, poco dopo lo svincolo di Gravina di Catania, un camion ha preso fuoco bloccando la circolazione su tutta la carreggiata. Fortunatamente il conducente è riuscito a mettersi in salvo. La coda di auto ha superato il casello di San Gregorio. Ci sono stati rallentamenti anche all'uscita sulla A18 per Acireale. Paolo Borsellino ieri avrebbe compiuto 85 anni, un esempio per tutti, soprattutto per i ragazzi che oggi lo hanno ricordato. A Siracusa una rappresentanza delle superiori ha visto il docufilm dedicato al magistrato palermitano. Francesco Aloi. Se la mafia non lo avesse ucciso, Paolo Borsellino oggi avrebbe 85 anni. Un magistrato, un modello per i giovani. Il ricordo a scuola passa anche dal docufilm Essendo Stato. Da Roma arrivano intimazioni e richieste di prudenza in nome dello Stato. Da Palermo arrivano intimazioni e richieste di prudenza in nome della mafia. Il giorno dopo il suo compleanno, una rappresentanza di studenti delle superiori di Siracusa ha riempito l'auditorium del liceo Einaudi. L'esempio di Borsellino non deve andare perduto e loro lo sanno bene. Io penso che ormai molti valori crescendo con la nuova società li abbiamo persi, quindi questi piccoli rientri che facciamo a scuola, questi progetti sono nell'insieme importanti per farci cambiare, prospettiva. Un lunedì diverso quindi per i ragazzi. Oggi niente matematica, latino o scienze. I grandi protagonisti della giornata sono ricordo e legalità. Figure come queste debbano essere seguite, non magari diversi influencer che purtroppo ad oggi influenzano quelle che sono le nostre vite. Noi davanti alla paura non ci dobbiamo fermare, lui ne è un esempio perché quando gli arrivarono minacce e cose del genere non si fermò per il bene del nostro paese e ci dà un esempio grandissimo di speranza. Dal 19 luglio del 92 ad oggi sono passati quasi 33 anni, ma quanto accaduto va sempre ricordato, soprattutto tra i ragazzi. Abbiamo proiettato un docufilm molto particolare di Ruggero Cappuccio in cui la vicenda Borsellino non viene appiattita soltanto sul discorso della commemorazione, ma si cerca di capire perché fu ucciso, chi sono stati i mandanti e quali sono state le responsabilità istituzionali sulla sua morte. Palermo in fondo non mi piaceva, per questo ho imparato ad amarla, perché il vero amore consiste nell'amare quello che non ci piace, per poterlo cambiare. E adesso un invito per voi telespettatori: lunghe attese per prenotare una visita medica, carenza di medici, ritardi nei ricoveri, ma anche novità positive nei reparti? Ditelo a Sicilia 24, scrivete un WhatsApp al 342 7455 005 e racconteremo la vostra esperienza nei nostri servizi. Adesso una pausa per la pubblicità e poi il calcio. A tra poco.
Eccoci al calcio. Per il Palermo punti d'oro al Barbera, seconda vittoria consecutiva e quinto posto in classifica, 1-0 alla Juve Stabia con il gol di Leduaron. Marco Gullà. Non è stata certamente la prestazione dell'anno, ma il Palermo doveva vincere e alla fine ha portato a casa 3 punti fondamentali. 1-0 alla Juve Stabia con questo gol di Leduaron, una rete di opportunismo arrivata qualche minuto dopo un miracolo di Sirigu sul tiro di Adorante. Il Palermo ha sofferto per diverse fasi della partita, ma questa volta ha retto, ha mantenuto la porta inviolata, ha trovato il vantaggio e l'ha poi difeso, non rischiando più nulla nel finale. Una vittoria che regala il quinto posto in classifica. La partita era difficile, lo è stata, non siamo stati a livello tecnico e di gioco sicuramente i migliori dall'inizio della stagione, ma insomma va bene così perché i ragazzi sono stati bravi, hanno capito la partita, hanno capito il momento, la partita era sporca e siamo stati bravi perché non era facile portarla a casa nonostante non sia stata una partita magari entusiasmante a livello tecnico, ma sicuramente a livello difensivo sì. Il Palermo adesso è maturo anche nella gestione del risultato. Sirigu in 2 partite non ha subito gol, la difesa appare diligente e compatta. È stata la partita che ci aspettavamo, molto difficile, dove c'era da soffrire tutti insieme la squadra. L'abbiamo fatto molto bene, atteggiamento giusto da parte di tutti, di quelli che sono partiti, di chi è entrato. Dalla panchina anche io il primo tempo mi sentivo sostenuto da tutti e mi ha dato una spinta ulteriore, quindi davvero contento per tutta la squadra, ce lo meritiamo. Mercato, il Palermo è alla ricerca di un attaccante, il nome nuovo è quello di Poyampalo del Venezia. Il club rosanero starebbe formulando un'offerta per arrivare al centravanti che proprio ieri ha segnato al Tardini contro il Parma. Il Catania conquista a Picerno il primo punto dell'anno solare, in vantaggio con i Carpani. I rossazzurri vengono raggiunti da Petito. Toscano chiede nuovamente di intervenire con rapidità sul mercato. Marco Carli. Avanti ma piano, se il punto di Picerno serve a muovere la spittica classifica di inizio 2025 e il primo punto conquistato nell'anno solare, non sblocca il Catania ancora timoroso, soprattutto nel primo tempo. Toscano, dopo la Juve, aveva parlato di un gruppo fragile e dopo Picerno la pensa così. Oggi invece la squadra, dal punto di vista caratteriale, dal punto di vista del lavoro di squadra, ha risposto bene. La squadra è rimasta sempre in partita, sapevamo dove accettare l'identità del Picerno, che hanno questo palleggio continuo, devi rimanere concentrato e non disunirti. Primo tempo controllato dal Picerno, il Catania però concede una sola vera occasione a Bernardotto, bravo Farroni, e con Inglese di testa potrebbe passare nel finale, ma l'attaccante trova Summa sulla sua strada. La ripresa è più avvincente, Maiorino spreca clamorosamente dopo uno svarione difensivo di Anastasio, passando al centro invece di tirare. Il Catania ne approfitta e va in vantaggio con Carpani, bravo a mettere in rete dopo il cross di Raimo. Il Picerno subisce il colpo ma risponde e con Petito trova la rete dell'1-1 su azione d'angolo con il pallone che resta in area dopo l'intervento di Farroni. Nel finale ci sono altre 4 occasioni, 2 per parte, alcune anche clamorose come quelle di Guerra per i Lucani e di Guglielmotti per gli Etnei, ma il risultato non cambia. Adesso servono gli interventi sul mercato. È normale che prima li fai, meglio è, perché se no passano tante partite e ancora devi mettere quegli innesti che magari possono dare, ripeto, soluzioni diverse, caratteristiche diverse a questa squadra. Il Messina, rivoluzionato al mercato, va all'assalto stasera del Crotone al San Filippo. I giallorossi cercano di dare un seguito alla vittoria di Taranto. Sergio Colosi. Anche un pareggio sarebbe un'impresa. Per il Messina stasera al Francoscoglio c'è il Crotone, con una striscia aperta di 9 giornate e 5 volte vincente in trasferta. I giallorossi arrivano alla gara con un organico in fase di ricostruzione, figlio dell'ennesima rivoluzione di gennaio. Questa volta però sono andati via i pezzi migliori, soprattutto in difesa e in attacco. Nella formazione titolare spazio per il messinese Crimi, pronto a prendersi la leadership del centrocampo, e per Dumbravano, ben conosciuto da Modica. Minutaggio anche per il terzino in grosso utilizzato dal Cerignola venerdì scorso nel finale di gara Giuliano. Rebus invece in attacco, Desena a parte con il giovane dell'Aquila dall'inizio, e un reparto come quello arretrato da rinforzare per le partenze di Anatriello e Petrungaro. Il Messina cerca continuità dopo la vittoria contro il Taranto, mentre il Crotone, con Carnielutti squalificato e Ovijac recuperato, insegue un posto nell'alta classifica e l'occasione
situazione sembra propizia con Turinello e Gomez tra i migliori bomber della categoria. Subito dopo il nostro telegiornale, spazio al calcio siciliano con anteprima corner, riflettori accesi su Catania, Palermo, Messina e Trapani, e stasera dalle 20:45 sempre su Telecolor la versione estesa di Corner, tutta dedicata al Catania. Mi fermo qui, è tutto per questa edizione Sicilia 24, grazie per averci seguito, vi lascio allo sport, buon pomeriggio.